sosta pipì, se proprio devi pisciare almeno fallo bene. E quindi dove ho pisciato oggi? Bam! Un altro coso a Mercedes. Te ho detto cosa pian? Acá! No, non so cos'è, andiamo a vedere, vedo tipo 3 chiese attaccate, boh. È strana sta roba. Guarda, una chiesa, 2 chiese, dopo dovrebbe esserci la terza da qualche altra parte, tutte attaccate. Io non capisco. Guarda questa che carina, guarda. Un po' tipica. Boh, non si sa cos'è sta roba. Noi andiamo a vedere. Ah, in costruzione, permesso. Ah, vedi? Wow, Wow, sono entrato in una chiesa in costruzione. Che figata. Wow. Non c'ero mai stato. Ho sempre trovate tutte pronte. Cioè, dopo i luoghi abbandonati, adesso sulle puntine del mondo trovi anche i luoghi antichi, ma in costruzione, quindi che ancora adesso antichi, cioè, una roba. No, guarda cosa c'è qui! La macchinetta tipica giocattolo, fuorissima! Ha tolto anche il volante per sicurezza, perché non gliela inculano, hai visto? Cioè, è proprio tipica in tutti i sensi, scarrozzata, spazza. Io lo voglio. Possiamo chiedere, io lo voglio. Chiediglielo, dai, chiediamo se te la possono vendere. E pensa un attimo al prezzo, che non spari troppo alto come il tuo solito. C'è il prete che sta facendo tipo una funzione, io non capisco, e i bambini che pregano. Ho salutato, ho fatto saluti e lui si è messo a pregare. Ha detto grazie a Dio che mi hai fatto vedere questo bellissimo Singano in questa meravigliosa giornata di primavera. Sta tipo benedicendo dell'erba, non quella da fumare. Mi dicono dalla regia che domani è Pasqua, ha benedetto diciamo ste rame de albero, de salice piangente, guarda che secondo me è un salice piangente quella rama là. L'olivo da noi. Esatto, e ha cresemato un po' con l'acqua benedetta in testa ai ragazzi, no? Ci ha dato la benedizione con lo spazzolino e adesso sta appunto distribuendo ste rame secondo me di salice piangente. E qua è la vista diciamo da dietro la chiesetta. Allora, c'è il suo pratino e poi campi, verde, colline. Lì mi sa che c'è qualcos'altro perché il prete arriva da là. Allora, secondo la mia brevissima esperienza, questa dovrebbe essere una chiesa ortodossa. L'ho distinta dal fatto che c'è quel sgabbiotto lì dove il sacerdote entra, tira 2 o 3 urli da là e dopo esce. Almeno, se non ricordo male, dovrebbe essere così. Ci sono degli affreschi qua, apparentemente antichi, sembrerebbe molto bello. Schei dappertutto, perché davanti a ogni santino le schei dappertutto. Sì. Vedi qua, guarda i tavolini, schei, guarda là in fondo, schei. Guarda qua, schei, vedi? Schei dappertutto. Schei anche là. Senti. Aspetta perché mi so trovare in mezzo. E Giovanni sei dentro? Permesso. Finta di niente. Eccola. Bello. Molto tipico. Ecco, vedi, abbiamo anche modo di capire come sono costruite sotto le case tipiche. Quindi impalcatura, vedi, di legno, ci buttano dentro alla fine terra e paglia, no? Come una volta buttavano la cacca, per quello c'è l'usanza di dire casa di merda. E dopo lo rivestono con del cemento. Simpatici, è passato anche un signore a salutarci là che parlava italiano, non era italiano, e ci ha raccontato la strada che dovevamo fare di ritorno. Ha detto sì tutto tranquillo,
pianeggiante anche la parte della costa, solo non conosco l'Albania, però vabbè, insomma. E l'unica cosa, non mi ero accorto, passiamo alla Bosnia, quindi appena ho internet verificherò se serve il passaporto, come lì, eccetera eccetera. Siamo sempre in mezzo al verde, 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 una specie di Slovenia, dai, più o meno, no? Bello, bello. Madonna di Dio, non posso staccare la macchinetta, sono concentrato nella guida. A destra c'è questo fiume azzurro azzurro che passa tutte ste vallate verdi, stupendo, immaginato, dai, un film di fantasia, usato, dai! Anche perché se dopo l'amorosa ti chiede un po' di fantasie erotiche, no? Cioè te ti trovi un attimo appiedato, mentre così col Singano, che ti fa immaginare le cose che non vedi, i voli immaginari col drone, tutte quelle cose là, ti alleni, hai capito? La cosa bella è che dopo vedi a destra trovi ste chiese ostrogote là, ortodosse, che ti ricordano di essere un po' fuori dal mondo. Mannaggia, le P-trattori che macchine! Abbiamo appena incrociato un camperista targato Italia, ci siamo salutati. Metti che eri tu, era un semi-integrale. Le puntine del mondo presenta la Zingaria. No, mi ha fatto tornare indietro, non va neanche. È un testa di pene. Sì, è un testa di pene. Le puntine del mondo non ti presenta la Zingaria. Guarda a sinistra che chiesette strane che trovi in giro per strada, guarda, sempre con due campanili, come gli sloveni, no? Questa roba, vedete, ci passo sopra, un gatto. Se no ci passo sopra, nel senso l'ho schiacciato. E buongiorno Italia, dove abito oggi? Sbam! Insomma, niente di che, diciamo che siamo davanti a un'università, perlomeno abbiamo anche il parchetto con le seggioline, dai. Giovanni si è fatto fuori il cammino, supera un albero e niente, qui siamo a Nice. Avevo trovato un parcheggio della Madonna, strafigo, bellissimo, su un parco con sta chiesa stranissima e tutto, però ovviamente è strapieno, attorno ci sono tutti i parcheggi a pagamento strapieni e toppa locale. No, non è né toppa, al massimo è locale. E niente, quindi qua ragazzo, provo a puntinarti anche sta storia qua, solo che sì dai, te la puntino. Ovviamente sai che quando ti faccio le puntine dei parcheggi, sai che se è pieno da una parte, cioè non è colpa di Singano, te ne ho puntinati altri, vai a vederti gli altri, insomma. Niente Italia, volevo farti vedere Giovanni su per il tetto, ma ha già fatto, eccolo là. È andato bene? Sì, dovrebbe essere andato bene. Oro. Io direi che adesso io e lui ci facciamo una cena. Prendere l'acqua. Meglio adesso, prima l'acqua. No, prendi la tè per te, io ne ho. Se no chiude. Boh, andiamo. E dopodiché forse magari ci vestiamo un po' pesanti e andiamo a fare un giro in centro. Caro diario, non so che giorno è, so a malapena che è aprile. So che sto pirla qua davanti che pitocca col computer, gli ho chiesto la password del wifi, no? Perché c'è il wifi dell'università e mi ha detto che non la sa e figurati, no? Uno sta là a giocare a solitario col computer, no? E vabbè, ho in mono anche lui. Adesso vediamo se passa qualcun altro, anche giusto per dirgli alla Alessia siamo ancora vivi, insomma. Lei sa che qua in Serbia non abbiamo la connessione internet, però insomma, hai capito, giusto per dirgli, guarda, anche oggi sono vivo come ieri, no? E lei dice, oh, buono cazzo. Così dopo anche a me non è contenta, a dire è ancora vivo? Comunque guarda, non mi ispira proprio tanto sto parcheggio qua. Va bene l'università, va bene tutto, ma c'è sta roba qua dietro qua, vedi che non si sa cos'è. Secondo me è abbandonato sto edificio. Sì, secondo me sì. Ho anche spaccato la cintura, devo mettermi le tiracche. Stai facendo la cena? Cioè capisci che Singano all'occorrenza abita anche nel Bronx. Quindi non sempre solo montagne e laghetti, ma quando serve ragazzo ci si ciuccia anche sta roba qua. Sì, no Corvi, no, è presto. Io qua che spera allora, sì. Ok Italia, forse non siamo nelle migliori delle zone. Andiamo a farci un giretto di circospezione, diciamo, di un massimo 1 chilometro circa. Andiamo intanto alla fortezza, vediamo se magari di sera com'è. Una delle cose intelligenti da fare è andare in aree sconosciute al buio, così. Qua non si vede che è buio, ci sono dei resti, sembrerebbero tipo fondamenta, no? Antiche. Sì, c'è scritto che il palazzo ottagonale fu scoperto nel 98.
Non c'è scritto se è una cosa militare o quant'altro. Diciamo che parlano solo del pavimento in mosaico che si è preservato. Ok John, siamo sbucati al parco, siamo a Nis, Nis in Serbia, NIS, però forse nella I c'è qualche accento strano. Ciao, ci sarebbero anche le scritte, ma c'è scritto tutto in ostrogoto? Ciao, perché cos'è sta roba? Un cimitero? Non lo so, sono sti pilastri qua. E noi non capiamo un cazzo, mamma mia che brutta gente, fermo là. E sta qua, una fioraia tipica, una tomba tipica, una panchina tipica. Allora, ho trovato una coppietta di ragazzi che mi sembravano abbastanza affidabili, diciamo, abbiamo chiesto informazioni per la zona, in merito alla sicurezza, insomma, per parcheggiare i camper. Hanno detto no, tranquillo, per quanto riguarda il giorno, no? Per la sera hanno detto non state qui oltre la mezzanotte. Noi comunque adesso cos'è, le 9, così stiamo un po' qua e dopo andiamo. Vai, intanto ti ciucci un po' di resti, di cose qua del parco di sera, che ha il suo fascino, sì. Comunque anche qua nel parco qui c'è, ma niente, neanche una fontana, zero, non hanno proprio il concetto della fontana dell'acqua o qualcosa. Cioè uno può morire disidratato praticamente in mezzo al parco, non se ne accorge nessuno. Devi andare a bar, mantenergli l'economia. Boh. E qua non so, non capisco, è un rossetto, un missile, boh, si capisce. Ah no, ecco qua, adesso ti leggo. Allora, questo è il monumento del principe Milan, è stato eretto per commemorare la liberazione di Nis dalla Turchia. È stato costruito nel 1902, nel 25° anniversario della liberazione. E lo ha fatto un italiano, Vincenzo Caliterna. E qui? Qui abbiamo le terme antiche qua dietro la siepe. Come vedi hanno un po' commercializzato il tutto costruendoci vari locali, vedi, locale qua, locale là, e d'altronde è un po' così dappertutto. Qua c'è un po' di cianfrusaglia locale tipica, altri strafanti e souvenir tipici. E dopo le mura vedo già luci e movimento. E qua il museo del jazz. E fuori dalle mura vedi che abbiamo il centro. Guarda che figata, vieni con me. Guarda qua. Ciao parchetto. Avevo detto io che meritava il giretto di sera, È tutto molto cazzo figata, molto, molto bello veramente, soprattutto questa parte qua che ci ho fatto delle belle foto. Bella Nis con le sue camminate, benvenuto a Nis. No, ho fatto una voce un po' frozza. Comunque qua, giusto per contrastare un attimo, qua sì è pieno di topa, Qua c'è un bel topame, sì. Che forse adesso arriva della toppa con locale. No, sono piccole, mi tocca spegnerti perché. Tulipani dappertutto. Hai peso degli olandesi sti qua? No, tanta topa. No, fighe come me le aspettavo, in generale, però guarda che questa qua con la minigonna. No, vedi, no. E cammina come se avesse appignata su in tal fuoco. No, guarda, va più tranquilla, dove va tu? Altri strafanti tipici pasquali. Sta casa qua che è strana, forte. E dopo sempre il furbo che io c'hai da solo di sera. Bar e pub dentro non scherzano mai. Cagnetti liberi sempre, dappertutto. Purtroppo ne ho visti anche un po' di morti lungo la strada, quello non è stata una bella cosa. Anche un Rottweiler che insomma essendo grande, hai capito? Ciao Fufi, vieni? Vieni? Ciao! Che bravo Fufo! Sì, è proprio una grande città. Tacci che ho avuto la bella idea di dire dai che andiamo a farci un giro di sera a vedere com'è la situazione. È forte, no? Anche perché con le luci è molto più, come si può dire, no?
Hai molto più? Punto? Esatto, così. Mi sembra di essere tipo toppa locale, mi sembra di essere tipo i Bangla che vanno a scrocco del wifi, no? Siamo qua che stiamo provando con le password del mio programmino a craccare qua i wifi dei posti. Cioè guarda, io lo faccio per te perché volevo farti un regalino e farti vedere la toppa locale, però non che siano brutte, perché sono delle ragazze carine. Ah, guarda che forte dove è il locale là sopra, e ti metti là affacciato coi piccioni che ti schita addosso. Però vedi anche queste a destra, per carità non sono brutte, ma non è che c'è quella figa anche queste qua a sinistra, ciao capo, o che ti giri a guardarla, capisci? Anche queste qua, porco can. Guarda, molto, molto bella Nice, per carità, però come tutte le grandi città è molto molto globalizzata, quindi che sia Nice piuttosto che chissà che altra città, insomma, è quasi uguale, insomma, trovi, sì, cari simpatici, sono gli spazzatori, trovi appunto i spazzatori nei parchetti, trovi bene o male i soliti negozi, i soliti tipi di attività, no? I locali, la gente vuole andare a bere, trovi gli accattoni, sempre quello. A proposito di globalizzazione, pensa che questo è un negozio di 2 piani solo di cover per telefoni, solo cover e basta. Quella è un po' topina, ma neanche tanto. Sì, che poi siamo nel sud della Serbia e c'è Banca Intesa, cioè ti rendi conto? Cazzo fa sto qua, va a prelevare? Cosa è vero? Ah, si ricarica il telefono. E qui abbiamo specialità greche. Le ragazzine che si allenano a rimorchiare, tutte tirate in cincio, le luci, i negozi. No, perché guarda quella a destra lì, vedi, io sono qua col giubbotto tutto imbardato e questa è già con la pancia fuori. Cioè ho la sciarpa e il giubbotto. Sono quelle che poi quando vai a infrattarti, no? Sono là col scagotto e il vomito. Ce l'ha là. Beh, Giovanni mi porta sempre a pub, la scusa è anche quella di avere il wifi, ma questo è carino, occhio come è fatto, guarda. Vedi, è fatto tutto a tram e dopo di là ci sono anche come dire le stanzette, no? Dove la gente si chiude, si intossica e fuma là dentro. E noi siamo qua perché ci hanno ciullato il posto di sopra. Sì, siamo vista strada. Toppe locali, quella a destra dai. Sì, la biondina può andarti bene. Eccola, ti ho trovato la toppa locale. Bene Italia, allora la toppa te l'ho mostrata. Adesso incredibile con una biretta su ubriaco, buonissima però, non mi ricordo cos'era, ma era molto buona, molto leggera. E sì, per questo sono ubriaco, perché era leggera. E niente, adesso dormiamo in questo quartiere che non mi ispira proprio, però che te devo dire, domani visitiamo appunto Nissa, sempre qua in Serbia, e dopo io direi magari non dormire qua, prenderci già avanti per la Macedonia. Che faccio? Finisce così adesso la puntata? Boh. Ciao bello!